Presidente, Pozzuolo avrà finalmente la rete fognaria che attendeva da tantissimi anni. Una scelta davvero importante, storica, un lavoro di squadra. Devo ringraziare il sindaco Turello che appunto ha insistito molto affinché questa fosse un'opera inserita nel piano della consulta d'ambito, la consulta d'ambito perché davvero ha fatto un lavoro prezioso e il consorzio CAFC perché davvero dietro a questa nostra prevenzione, perché qui stiamo agendo veramente preventivamente per evitare che anche in questo territorio, come purtroppo in altri della nostra regione, si possa aprire una procedura di infrazione. Purtroppo noi abbiamo in tutta la nostra regione un tema legato alle acque reflue, legato alle fognature, alle depurazioni, è un problema storico. Qui davvero facciamo un intervento prezioso e lo facciamo prima che un giorno si possa aprire una procedura di infrazione. Sindaco, per Pozzuolo questo è un momento storico atteso da anni, che cosa vi aspettate, in che tempi? I tempi chiaramente non sono immediati perché le risorse sono state stanziate sul 2019-2020, ma non poteva essere altrimenti perché deve appena iniziarsi la fase di progettazione e anche perché c'è già in essere un primo lotto che inizierà nei primi mesi del 2018 di altri 2 milioni, quindi un intervento complessivo di 6 milioni che dà una risposta storica, in quanto per Pozzuolo il problema delle condotte fognarie è sempre stato il tallone d'Achille, in particolare un problema molto sentito dalla comunità. Assessore Vito, la Regione è impegnata a contrastare le procedure di infrazione europee che potrebbero crearsi proprio in tema di depurazione. Sì, io credo che mai come in questa legislatura ci sia dato veramente una impronta e anche una serie di iniziative e di risposte a quello che è un'eredità pesantissima purtroppo con la quale fin dal 2013 ci siamo dovuti confrontare. Il Friuli Venezia Giulia infatti vede pendenti delle procedure di infrazione per il tema in particolare della depurazione delle acque. Sono questioni complesse sicuramente che hanno richiesto anche non soltanto professionalità importanti, quindi un lavoro di squadra, in particolare partendo dalla direzione ambiente, ma anche un lavoro condiviso con le consulte d'ambito e con i gestori, ma un lavoro che ha permesso anche di sbloccare delle risorse importanti, perché stiamo parlando infatti dei 3 accordi di programma che nel giro di questi anni sono stati siglati per un totale di più di 95 milioni di euro che si stanno tutti traducendo in cantieri avviate e opere concrete, quindi cerchiamo di dare veramente una risposta a quella che è una richiesta importante da parte dell'Unione Europea di migliorare la qualità delle acque della nostra regione.